Chiediamo garanzie tanto quanto le altre parti sociali in causa, altrimenti non escludiamo nulla. Siamo disposti a qualunque azione per vederci garantiti i nostri diritti. La rivolta degli azionisti, la rivolta dei piccoli soci. Si scrive offerta d'Intesa San Paolo per salvare le banche venete, si legge boccone avvelenato per le centinaia di migliaia di risparmiatori che temono il peggio e sono pronti a tutto. Un'acquisizione per la cifra simbolica di €1 per aggiudicarsi la parte buona di BPV e Veneto Banca, escludendo i crediti deteriorati, quelli ad alto rischio, le obbligazioni subordinate, nonché partecipazioni e rapporti giuridici considerati non funzionali. Insomma, good bank e bad bank, destinata quest'ultima a essere liquidata con risorse pubbliche e non poche. Secondo gli analisti finanziari il costo per lo Stato e dunque per i contribuenti potrebbe essere di almeno 3,5 miliardi di euro. Qua c'è un'ipotesi in cui una banca prende soltanto la carne e lascia le ossa. Questo ci fa temere che qualcuno voglia toglierci il diritto di fare causa a questa banca e di vederci riconosciuti i nostri soldi. Attacco anche ai sindacati che oggi comunque, pur riconoscendo la soddisfazione per lo sblocco di una situazione nel limbo, chiedono un tavolo serio sulla questione occupazionale. Nonostante le rassicurazioni, a rischio infatti 4.000 posti totali fra le due banche. E 200.000 persone che hanno lavorato una vita e sono stati defraudati, quelli neanche una parola.